Benvenuti, bentrovati, ultimo appuntamento settimanale per quanto riguarda il nostro spazio giornaliero che in questa settimana è stato stravolto un po' dal Ferragosto, quindi oggi l'appuntamento di venerdì è comunque in ogni caso quello che chiude la nostra settimana. Andiamo subito a vedere quali sono le nostre principali notizie, vi ricordo sempre web tv www.venetoglobe.com, lo spazio è quello dedicato allo sport e poi il nostro canale del digitale terrestre, per il momento soltanto per la provincia di Belluno, l'813, ovvero l'813 sul vostro telecomando. Andiamo a scoprire le principali notizie di oggi, cominciando dall'angolo sportivo e cominciando dal calcio. L'Atalanta di Gasperini ha affrontato ieri sera in casa l'Haifa di Tel Aviv giocando a Reggio Emilia, battendo l'Haifa anche nel secondo match, quello interno, per 2-0 e passando così al prossimo turno dove affronterà il Copenaghen. Intanto la Dea ha accontentato il suo tecnico accasando un nuovo giocatore, Rigoni. Gasperini si era un po' lamentato della campagna acquisti. E adesso proprio la campagna acquisti, il calciomercato chiude i battenti questa sera e domani sarà già via alla Serie A. Le ultime novità per quanto riguarda il calciomercato riguardano, intanto questo è importante, lo stop delle gare tra di Sampdoria e Genoa che la Lega ha accettato dopo il crollo purtroppo del Ponte Morandi di Genova. Rinviati quindi i match di domenica che riguardavano Sampdoria e Genoa e rispettivamente appunto Fiorentina e Milan. Per il calciomercato vero e proprio, ultimi brividi per il Milan che tenta fino all'ultimo per Milinković-Savić, il giocatore della Lazio, è ambitissimo, richiestissimo non soltanto dal Milan, un Milan che però sembra essere in buona posizione. Tra l'altro il Milan segue anche Rabiot. Il Real stoppa definitivamente la questione Modric, che rimarrà con molta probabilità a Madrid quasi al 100%. Il Napoli mette in porta, quindi acquista un nuovo portiere e si chiama Ospina. Ospina andrà in panca alla prima partita, parte quindi dalla panchina. Il Torino si scatena e porta a casa invece Digi e Soriano. Sarà una Serie B perché va ad iniziare anche la Serie B il 24, 25 e 26 con 19 squadre schierate, con una prima giornata fatta a spezzatino come viene chiamata, no? Con Cittadella Crotone, Venezia Spezia e Verona Padova per quanto riguarda le venete. Il Padova proprio gioca la prima fuori al Bentegodi contro il Verona ed è un derby subito. Anche la seconda però sarà un derby perché affronterà il Venezia, questa volta comunque in casa. Domani sera primo anticipo della Serie B con il 24, scusatemi, con Brescia-Perugia alle 21, poi lunedì 27 posticipo con Benevento-Lecce alle ore 21. Lasciamo il calcio e passiamo alla pallacanestro, la pallacanestro femminile con la nazionale italiana che si è allenata agli ordini del coach Crespi, si è allenata alla Ghirada in queste settimane, conferma tra l'altro che domani sarà alle 20:30 contro il Vicenza dove affronterà la Vache Forest University, il ricavato sarà in beneficenza alla Lega Italiana lotta contro i tumori. Dalla pallacanestro femminile alla pallavolo maschile perché la nazionale di pallavolo maschile di Blengini sarà in ritiro a Cavalese per la quinta settimana di allenamenti proprio da oggi, da questa sera fino al 24 prossimo, 16 gli azzurri convocati. Turno di Coppa Italia per il Montebelluna che in casa, con il tecnico Checco Feltrin, che in casa domenica, dopodomani, affronterà il Cartigliano. È una partita che servirà per vedere chi approderà al primo turno e chi giocherà il 26 agosto sul campo proprio dell'Arzignano.
Questo per quanto riguardava la Serie D. Adesso diamo un'occhiata più dettagliata alla eccellenza e alla promozione. L'eccellenza con un campionato che molti hanno denominato una seconda D. Il Giorgione di Perrone disputa una amichevole domani alle 17 contro la Godigese, si gioca a Castelfranco Veneto. Chi ha già giocato è il Treviso, che è andato a giocare a Prata di Pordenone l'altra sera vincendo nettamente per 5-0. Prossima amichevole proprio oggi a Caltana contro il Graticolato, poi il 23 giocherà a Marostica. Facciamo un passo indietro e andiamo a sentire un paio di interviste registrate dall'ufficio stampa della società biancoceleste, che ringraziamo, e allora cominciamo con il tecnico, scusatemi, del Calcio Treviso. Mister, un test totalmente diverso da quello di mercoledì, però anche oggi ci sono state delle ottime indicazioni. Sì, avevo chiesto ai ragazzi comunque di crescere sempre un po' di più, quella è l'idea, ci stiamo allenando, abbiamo comunque affrontato una squadra di promozione, secondo me siamo stati bravi noi a non farli giocare e a fare delle ottime giocate. I gol sono stati belli, su giocate che proviamo, visto che tutti i giocatori si sono applicati, erano molto concentrati, abbiamo fatto un altro passetto ulteriore, quello che avevo chiesto. Senti, un plauso anche al tuo preparatore atletico, perché lo hanno notato anche tantissimi in tribuna, nessuno che si ferma per i crampi, per dolori eccetera, quindi bene insomma. Sì, Andrea io non lo conoscevo, ci ho fatto una chiacchierata prima del ritiro, una ventina di giorni prima, e mi è piaciuto subito perché avevamo le stesse idee su come far lavorare la squadra fisicamente. È uno molto preparato, che ci tiene, ha un bellissimo rapporto, sa come rapportarsi con i giocatori, e questo non è scontato, e in più fa dei lavori molto, molto interessanti. A proposito dei miglioramenti, non avete preso gol? Non abbiamo preso gol, è una bella cosa, dobbiamo ancora molto migliorare, cercare di essere un po' più corti, però ho visto, quello che mi piace è che ho visto comunque i ragazzi applicarsi, cioè cercavano di fare le cose, si parlavano tra di loro. Questo è importante perché vedo un gruppo unito di bravi ragazzi, e noi, io con il direttore, col presidente, con tutto lo staff, oltre a fare una squadra di giocatori forti, cerchiamo uomini che lottino l'un per l'altro, che ci sia questo spirito di senso comune. Non possiamo esimerci nel parlare un po' del calendario. C'è questo girone, magari tanti non si aspettavano che la Luparense e la Vigontina fossero inserite nel girone del Treviso. Un tuo commento? Ma è bello, bellissimo, come posso dire, ti fa voglia di allenarti ancora più forte nel miglior modo possibile per arrivare pronti contro queste squadre che sono, si sa, attrezzatissime. Il Mestre sta facendo una gran squadra, la Luparense l'ha già fatta, noi quello che dobbiamo fare, come ripeto, è uno stimolo, ecco, questo girone è uno stimolo, dobbiamo essere concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ecco, di sicuro il Treviso non farà da sparring partner, insomma. No, non è nella mia mentalità, non è nella nostra cultura di società. La realtà è che comunque il Treviso è ripartito da poco, cioè c'è poco da fare, nel senso che viene da dei fallimenti, adesso c'è una proprietà seria, siamo ripartiti, ripeto, questo per me è l'anno zero, perché si sono messi a posto alcuni tasselli, ci sono delle persone veramente che ci tengono al calcio Treviso. Noi quello che dobbiamo fare, ho sempre detto ai ragazzi, non pensare a chi c'è la domenica, ma lavorare forte e duro durante la settimana per cercare i 3 punti. Poi ripeto, se pareggiamo qualche errore l'abbiamo fatto, se perdiamo sicuramente qualche errore l'abbiamo fatto, si migliora, però devono essere bravi anche gli avversari a sconfiggerci, avere più voglia di noi, più grinta e tante altre cose. Noi ci mettiamo questo. Ha ragione Graziano, tecnico del Treviso, quando parla di anno zero per questa società, e ci auguriamo naturalmente che sia l'anno zero per una ripartenza decisa, seria e proficua, come non avveniva e non avviene da alcuni anni in casa Treviso. Andiamo a sentire ancora un contributo sempre a cura dell'ufficio stampa della società biancoceleste. Andiamo a parlare con Djukic, intervistato dal nostro Stene. Sì, io contento perché io ho visto che la società è ambiziosa per livello più
Sì, io contento. Il mister può contare su di te, che sei un giocatore che ha tantissimi anni di professionismo alle spalle, per cui si trova ad avere una sorta di secondo allenatore in campo. Ti abbiamo visto molto attivo, soprattutto nel tuo reparto di competenza, la linea difensiva, a correggere i movimenti dei compagni, ad aiutarli, quindi direi che sei il valore aggiunto per questa squadra. Sì, ma la squadra è nuova e adesso serve tutto questo, serve partite, serve allenamenti per questo tutto, tutti frustrati queste cose chi vuole mister. No? Io penso per 2 o 3 settimane questo è bene. Senti, e coi compagni come ti trovi? Tutto a posto? Non c'è il problema della lingua, perché insomma italiano lo parli benino. No problema. Squadra è bene, uomini, tutti gente è bene, no problema. Hai visto un po' il campionato di eccellenza, è la prima volta che ci giocherai, però mi dicevi che è un campionato abbastanza tosto, ci sono delle squadre importanti. Sì, ho visto, è tosto. Io penso che adesso questo girone con l'Oparense e con Mestre, io penso è tosta questo anno, ma speriamo bene. E dove può arrivare il Treviso secondo te? Chico? Dove può arrivare? Classifica? Primo. Competizione. Dove può arrivare il Treviso secondo te? Prima classifica. È inevitabile che si finisca a parlare del girone perché è un girone importante, è un girone quasi da Serie D, anzi potremmo anche levare il quasi. Si allenano e continuano le amichevoli anche per le altre squadre, per esempio il Nervesa sabato giocherà contro il Villorba domani, mentre l'Istrana sempre domani sera sarà ancora in campo, questa volta contro il Rosà alle ore 17. Per la promozione si muovono quelli del Cornuda Crocetta con il nuovo tecnico Maurizio Sandri e il direttore sportivo Galbano che ha cominciato a lavorare per allestire una rosa, è partito con un pochino di difficoltà. Anche la promozione comunque ha un girone, quello D, piuttosto interessante: Città di Caorle, Conegliano, Cornuda Crocetta, Favaro 1948, Fontanelle, Fossalta Piave, Giulia Sagittaria, Lovis Spresiano, Noventa, Opitergina, Portogruaro, Prodeco Montello, Vazzola, Vedelago, Villorba e ZTLL Sinistra Piave sono le squadre che parteciperanno a questo campionato. Ed eccoci a lasciare il calcio e aprire la parentesi prima dedicata alla TVB Basket, e quindi -3 per la TVB Basket che si radunerà dal 20 agosto a Sant'Antonino di Treviso, mini ritiro a Domegge e poi di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, poi il 4 settembre prima amichevole a Pieve di Soligo che seguiremo dal vivo contro Udine, non mancate. Le altre notizie adesso, lasciamo il basket e parliamo di rugby perché a Monigo per la Benetton TV, per la Benetton Treviso intanto, contro il Worcester Warriors tocca ai Leicester Tigers, perché dopo la prima partita contro i Warriors arriva questa, la seconda, piuttosto e decisamente impegnativa. Andiamo a fare, sono 28 i giocatori che Crowley porta in panchina già questa sera, l'inizio è fissato alle 20:30, qualcuno aveva detto 19:30, no, confermiamo 20:30, la festa, diciamo così, l'amichevole e quello che c'è intorno appunto a Monigo e alla società inizia invece alle 19:30, ma la gara vera e propria inizio fissato per le 20:30. Andiamo a sentire Rizzi, un mediano di apertura che si è messo bene in luce durante la prima partita, la prima gara contro i Warriors, e vediamo questa sera come replicherà. Eccolo. Sì, sono molto contento, non solo per la mia prestazione ma appunto per quella della squadra, che è stata la prima amichevole stagionale dove, per essere sincero, siamo stati veramente tutti molto bravi, una partita tosta e si vede il lavoro che abbiamo fatto nelle prime settimane appunto della pre-season. L'hai detto tu, partita tosta, loro si sono dimostrati la classica squadra inglese che conoscete o che vi apprestate a conoscere, in certi frangenti partita vera, in certi altri qualche cosa c'è da affinare. Ovviamente sì, essendo la prima partita ci sono molte cose da un attimo riorganizzare tutto, però c'è stata una partita comunque anche di cuore, che insomma c'è stato tanto tempo effettivo, essendo un amichevole si puntava tanto al giocare, quindi
sono molto contento da parte di tutti i ragazzi. Personalmente ti soddisfi? Sì, dopo qualche mese, un attimo dove ero calato di tono, sono contento che adesso, grazie agli allenatori e a tutti i giocatori, sto riuscendo a ritornare me stesso. Lazzaroni ha detto che aspetta con il coltello tra i denti i Tigers, tu? Uguale, anch'io, li aspettiamo qua a Monigo. Niente da dire sulla prestazione di Rizzi, che contro i Warriors ha giocato veramente con degli spunti anche da veterano certe volte. Bene, questa sera vedremo la replica, ripeto, 20:30 a Monigo il Benetton affronta i Tigers del Leicester, quindi non mancate. Abbiamo concluso anche per oggi il nostro ultimo appuntamento, la nostra ultima fatica, compensata naturalmente anche dai vostri intendimenti e dai vostri giudizi, sempre naturalmente attraverso la web tv www.venetoglobe.com, lo spazio è quello sportivo, attraverso il digitale terrestre con il canale 813, ovvero 813 del digitale terrestre. A tutti voi buon fine settimana, ci risentiamo lunedì con tanto sport da riportarvi. Buona serata a tutti.